È appena arrivato in automobile a Borgo Grottagigante all'ufficio dell'allora Osservatorio Geofisico Sperimentale, ho trovato già fuori carabinieri, polizia, vigili del fuoco e anche popolazione che volevano avere delle informazioni. Fortunatamente prima di me era arrivato un tecnico che abitava vicino a Borgo Grotta ed aveva già provveduto a raccogliere le registrazioni del terremoto, per cui mi son trovato delle registrazioni difficili da interpretare, perché il movimento della terra anche a Borgo Grottagigante era stato così intenso da lasciare una cattiva registrazione. Era ancora un giovane studente, poi sarebbe diventato uno dei maggiori esperti italiani di pericolosità sismica. Il dottor Darius Leico, già dirigente di ricerca dell'OGS di Trieste, fu il primo a correre quella sera del 6 maggio del 76 al sito di Borgo Grotta Gigante per interpretare le registrazioni della scossa. Abbiamo raccolto il suo ricordo nell'ambito della programmazione delle nostre emittenti per il 50° anniversario del sisma, che prende avvio domenica 3 maggio con la diretta a reti unificate tra Tele4 e TV12 dalle 14 per la messa di commemorazione da Gemona presieduta dal cardinale Zuppi. C'era la stazione di Trieste che era a una distanza ottimale per registrare i terremoti e la stazione di Trieste aveva il personale scientifico che era preparato a sviluppare degli studi di sismologia. E così questo ha dato l'impulso, uno, anche se a lungo andare, alla protezione civile nazionale. Il terremoto del Friuli ha dato origine a quella che prima era una sismologia amatoriale, poi è diventato uno studio ad alto livello scientifico in Italia.